Se ci saranno le multe, capiranno che il discorso è serio. I richiami e gli inviti alla prudenza è dimostrato che non servono. Allora bisogna usare il pugno duro per far comprendere non solo ai giovani ma anche a molti adulti che non bisogna trasgredire le regole perché siamo ancora in emergenza sanitaria. Tra assembramenti e mancato uso delle mascherine, ieri è stato possibile vedere anche gente salutarsi con baci e abbracci, come è successo nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Protagoniste alcune donne, forse mamme dei bambini, che tutti i pomeriggi scendono in piazzetta. A queste signore sgarbi, direbbe capre, sicuramente dimostrano di non saper usare il cervello. Certo, qualcosa bisognerà farla, visto la resistenza ad obbedire ai divieti. Ad Agrigento ci sarebbero allo studio delle iniziative del comune riguardanti la Movida, con l'inasprimento dei controlli. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica potrebbero arrivare già da subito anche le sanzioni per i trasgressori. Insomma, non si possono ripetere le vergognose immagini che anche dalle nostre parti, come al Lido di San Leone, si sono viste nel primo weekend del dopo lockdown. Da qui l'ipotesi di provvedimenti restrittivi da parte del sindaco Lillo Firetto. Intanto ai giovani della Movida, ma il discorso vale per tutti coloro che si comportano come se nulla fosse, si rivolgono i medici rianimatori con un post su Facebook che tende a scuotere le coscienze. Noi, scrivono i medici, non curiamo gli imbecilli. Si tratta di una provocazione, naturalmente, perché i medici cureranno sempre tutti, ma per dirla come il dottor Serini del San Carlo di Milano, non bisogna chiedere ai medici, a causa del cretinismo, di rivivere i 3 mesi appena trascorsi.